È la Rocca delle Donne, come la chiamarono gli arabi che furono i titolari della contea per oltre 400 anni, a partire dal 1407 coi Moncada di Paternò. Siamo a Caltanissetta, nella classifica delle province italiane, la settima quanto ad altezza. Il territorio è racchiuso da 3 colli che formano una conca nella quale si sviluppa parte del centro storico. Fuori le mura sorge l'abbazia di Santo Spirito, che data 1153, in stile bizantino, con l'abside che sporge dal corpo centrale. 4 secoli dopo, la città subì una gravissima pestilenza e a salvarla intervenne San Michele. A maggio, la sua statua viene portata nella cattedrale di Santa Maria la Nova, in piazza Garibaldi, e proprio di fronte alla cattedrale la chiesa di San Sebastiano, un vero gioiello, la cui facciata arricchita da colonne di 3 distinti stili è stata progettata da Pasquale Saetta. Ma quello che attira lo sguardo del turista è la fontana del Tritone, opera dello scultore nisseno Michele Tripisciano. Ma torniamo alla cattedrale, Santa Maria la Nova. L'interno, a 3 navate, è adorno dei pregiati affreschi di Guglielmo Borremans. Ed è qui che si consumano alcuni dei riti per cui Caltanissetta è famosa in tutta la Sicilia nella settimana della Pasqua. 16 bare di incommensurabile bellezza si radunano nella piazza, tra le 2 chiese e intorno alla fontana. Rappresentano le scene della Via Crucis e della Passione di Gesù, e da tutto il mondo c'è chi viene ad ammirarle, fotografarle e persino copiarle. Oltre a quelle grandi, andando al seguito della banda, potrete ammirare le varicelle, miniature in scala perfetta, esposte nell'atrio del Palazzo Comunale. A pochi passi, Palazzo Moncada, sede di un ricchissimo museo dedicato a Tripisciano. 71 opere tra gessi e bronzi che l'artista volle donare alla sua città. Curioso e da vedere il sottostante teatro, una sala che ricorda la Belle Époque e a far da sfondo al palcoscenico l'originaria facciata del palazzo di secentesca memoria. Ma quando all'imbrunire stanno per partire i fuochi d'artificio, non mancate di fare un salto in pasticceria. Tra arrollò con crema di ricotta e cioccolato e torroncini, avrete di che sgranucchiare sotto un cielo di fulgide comete colorate. Buon viaggio!